Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici. Di che parliamo? Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo fare sempre. Parliamo di un Dio che è venuto a salvarci in un modo che nessuno se l'avrebbe immaginato. Parliamo di un Dio che ha dei pensieri molto diversi dai nostri, delle vie diverse dalle nostre. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Ecco, e la liturgia della Chiesa ce lo ricorda. La preghiera di questa domenica è stupenda perché ci ricorda il metodo che Dio usa per salvarci. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa, perché abbiamo tutti una bella coda di paglia, perché la coscienza ci rimprovera, perché non ci comportiamo come dovremmo, come potremmo. Ecco, liberaci dall'oppressione della colpa perché possiamo partecipare alla felicità eterna. Allora iniziamo questo nostro incontro riprendendo la liturgia di domenica scorsa. Sentiremo il Papa all'Angelus che parla della questione fondamentale della nostra vita, specialmente quando ci predisponiamo ad incontrare Gesù attraverso la sua parola. Ecco qual è? È la fede, amici miei. Senza la fede non c'è salvezza, perché Gesù dice la tua fede ti ha salvato. Domenica scorsa abbiamo ascoltato quel Vangelo stupendo, Gesù che risuscita una bambina di 12 anni che era morta e mentre va con il papà a risuscitare questa bambina, una donna che era affetta da una malattia da 12 anni lo tocca e rimane guarita. Appena tocca il mantello di Gesù, guarisce. Gesù la cerca, questa persona, poi si rende conto che è quella donna e le dice: va, la tua fede ti ha salvata, mi hai toccato con fede. Allora sentiamo Papa Francesco che è veramente confortante. I due protagonisti, cioè il padre della fanciulla e la donna malata, non sono discepoli di Gesù, eppure vengono esauditi per la loro fede. Hanno fede in quell'uomo. Da questo comprendiamo che sulla strada del Signore sono ammessi tutti. Nessuno deve sentirsi un intruso, un abusivo, un non avente diritto. Per avere accesso al suo cuore, al cuore di Gesù, c'è un solo requisito: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Io vi domando, ognuno di voi si sente bisognoso di guarigione, di qualche cosa, di qualche peccato, di qualche problema? E se senti questo, ha fede in Gesù? Sono i due requisiti per essere guarito, per avere accesso al suo cuore: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Gesù
va a scoprire queste persone tra la folla e le toglie dell'anonimato, le libera dalla paura di vivere e di osare. Lo fa con uno sguardo e con una parola che li rimette in cammino dopo tante sofferenze e umiliazioni. Anche noi siamo chiamati a imparare e imitare queste parole che liberano e questi sguardi che restituiscono a chi ne è privo la voglia di vivere. Allora, la sfida che ci fa Gesù è semplice, ecco, è una sfida impossibile a noi, ritornare bambini, ma non con il corpo, ma con il cuore, sentirsi bisognosi. Il bambino è bisognoso, è un bisogno estremo degli altri, da solo si sente perduto. Allora sentiamocela questa canzone, gustandoci anche le immagini di Marcellino, di una giornata tipo di Marcellino Pane e Vino. I bambini guardano, i bambini chiedono, i bambini cantano, i bambini ballano, i bambini giocano, i bambini ridono, i bambini cadono, i bambini piangono. A volte fanno anche i capricci, Madonna mia quanti pasticci, sono abbastanza bugiardelli, ma sono sempre troppo belli. I bambini guardano, i bambini chiedono, i bambini cantano, i bambini ballano, i bambini giocano, i bambini ridono, i bambini cadono, i bambini piangono. A volte si fanno la bua, dicono sempre è colpa sua, ma fra le braccia della mamma ritornano subito a giocare. Che bello, lo dobbiamo desiderare, cari amici. I bambini non hanno paura di fare brutta figura, quando la fanno ci rimangono male, ma non hanno paura, sbagliano, sono curiosi, desiderosi e poi si lasciano, ecco, anche amare e perdonare. Allora ascoltiamo, accogliamo il Vangelo di questa domenica. Nessuno è profeta nella sua patria, nessuno è profeta tra coloro che lo conoscono. Ecco, noi incaselliamo tutti quelli che ci sono intorno, ecco, perché questa è una cosa misteriosa, non ci rendiamo conto che la salvezza l'abbiamo a portata di mano tante volte. Ecco, pure Gesù non è stato profeta nella sua patria. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. Quanto è bella questa espressione del Vangelo. Gesù si meraviglia dell'incredulità di chi incontra, come si meraviglia ed esulta di gioia quando trova qualcuno semplice, qualche piccolo che si apre. Ecco, ma è una meraviglia questa nostra durezza di cuore. Ecco, perché siamo così? Non è facile, amici. Allora, chi è il mio Dio? Chi è il tuo Dio? Ecco, chi è il mio Signore?
cari amici miei, il Signore della maggior parte di noi non è Yahweh, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e poi il Dio di Gesù Cristo. Per tanti di noi il vero Dio sono i soldi, il denaro, i sordi. Ecco, sentiamoci questa intervista di Papa Francesco che ci aiuta ad avere chiaro questa questione, come ce la pone Gesù. Ecco, perché sentiremo il Papa che fa questa riflessione interessante. Il nostro Signore sono i soldi, la salute, il potere, gli onori. Ecco, non è il Signore che si umilia. A noi non ci piace umiliarci, abbassarci, ci piace gonfiarci e poi pom, scoppiamo, speriamo di no. Sentiamo Papa Francesco. Lei spesso ripete di desiderare una Chiesa povera per i poveri. È davvero possibile? E come? E riguarda la Chiesa come istituzione o poi riguarda in realtà anche ognuno di noi? La Chiesa come istituzione la facciamo noi, ognuno di noi, no? La comunità la facciamo noi. E il nemico più grande di Dio è il denaro. Pensate che Gesù al denaro dà status di signore, di padrone, quando dice nessuno può servire due padroni, due signori, Dio e denaro. Dio e le ricchezze, no? Non dice Dio è, non so, è la malattia o Dio qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra, è il denaro. Perché il denaro è l'idolo, lo vediamo adesso, no? In questo mondo dove il denaro sembra che comanda. Il denaro è uno strumento fatto per servire. No? La povertà è al cuore del Vangelo e Gesù parla di questo scontro, due signori, due padroni. O io mi arruolo a questo, mi arruolo a questo. Mi arruolo a questo che è il mio padre, mi arruolo a questo che mi fa schiavo, no? E poi la verità, il diavolo sempre entra per le tasche, sempre, è la sua porta d'entrata. E si deve lottare per fare una Chiesa povera per i poveri, secondo il Vangelo, no? Si deve lottare. E quando io vedo Matteo 25, che è il protocollo sul quale noi saremmo giudicati, capisco più cosa significa una Chiesa povera per i poveri, no? Le opere di misericordia, no? di Matteo 25. È possibile, ma sempre si deve lottare perché la tentazione della ricchezza è molto grande. Sant'Ignazio ci insegna negli esercizi che ci sono tre scalini, no? Primo, la ricchezza, che comincia a corrompere l'anima. Poi la vanità, le pompe di sapone, no? La vita vanitosa, l'apparire, il figurare, e poi la superbia e l'orgoglio. Ed è lì tutti i peccati. No? Ma il primo scalino è i soldi, la mancanza di povertà. Ci viene da cantare soldi, 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 sempre soldi, soldi. Stiamoci attenti tutti perché, come si dice, i soldi fanno venire a vista le cieche. Allora, quando ci presenteremo da Gesù, la prima cosa che ci dice: ero forestiero, ero nudo, affamato, assetato, malato, carcerato e avete fatto qualcosa o avete cercato di fare qualcosa.
L'altro ieri il Papa ha celebrato la messa per i migranti. Ecco, sentiamo questi 3 spezzoni dell'omelia che ci fa bene, speriamo, ascoltiamole, fermiamoci un pochettino, mortifichiamoci, umiliamoci, perché ci fa bene, carissimi amici, perché è una vergogna come noi viviamo. Ecco, facciamo pietà tutti, prima di tutti chi vi sta parlando, il qui presente, no? Però dico, Signore, abbi pietà di me, ecco, perdonami e donami però anche la tua grazia per poter fare quello che vuoi tu. Sentiamo Papa Francesco. Quanti poveri oggi sono calpestati, quanti piccoli vengono sterminati, sono tutti vittime di quella cultura dello scarto che più volte è stata denunciata. E tra questi non posso non annoverare i migranti e i rifugiati che continuano a bussare alle porte delle nazioni che godono di maggiore benessere. 5 anni fa, durante la mia visita a Lampedusa, ricordando le vittime dei naufragi, mi sono fatto eco del perenne appello all'umana responsabilità. Dove è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Purtroppo le risposte a questo appello, anche se generose, non sono state sufficienti e ci troviamo oggi a piangere migliaia di morti. Ascoltando il Papa e rimanendo su questo tema che è il tema attuale, insomma, si fanno tante parole adesso, il Papa dà alcune linee semplici, parla di solidarietà e di sussidiarietà, che sono i motori della vita di ognuno di noi. Se non siamo solidali e non interveniamo con chi non ce la fa, ecco, facciamo male a noi stessi, ci buttiamo la zappa sui nostri piedi, allora veramente preghiamo il Padre Eterno, no? Il Padre di Gesù, che per la sua dolorosa passione abbia misericordia di noi e del mondo intero. Ecco quanto è pacificante la coroncina della Divina Misericordia, questa preghiera bellissima. Sentiamo Papa Francesco. L'odierna acclamazione al Vangelo contiene l'invito di Gesù: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere la necessità dei fratelli e delle sorelle. Ha bisogno delle nostre mani per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denunciare le ingiustizie commesse nel silenzio, talvolta complice di molti. In effetti dovrei parlare di molti silenzi. Il silenzio del senso comune, il silenzio del si è fatto sempre così, il silenzio del noi sempre contrapposto al voi. Soprattutto il Signore ha bisogno del nostro cuore per manifestare l'amore misericordioso di Dio verso gli ultimi, i reietti, gli abbandonati, gli emarginati. Nel Vangelo di oggi Matteo racconta il giorno più importante della sua vita, quello in cui è stato chiamato dal Signore. L'Evangelista ricorda chiaramente il rimprovero di Gesù ai farisei:
facili a subdoli mormorazioni. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. È un'accusa diretta verso l'ipocrisia sterile di chi non vuole sporcarsi le mani, come il sacerdote e il levita della parabola del buon samaritano. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto, come noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa e che costruisce muri reali o immaginari invece di ponti. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Quando pensiamo che ci sono tanti nostri fratelli che potrebbero fare tanto, tanto, tanto e fanno danni invece, fanno tanti danni, usano in maniera stupida la ricchezza. Io certe volte mi viene da pensare, ma dico, perché qua è la tentazione grande, ma o Padre Eterno, ma perché permette? Ecco, perché qua è il punto. Nella sigla canto, dico, chi ne ha fatto non si è sbagliato, aveva prevista tutta s'ambroglia, tutta s'ingiustizia, perché ne ha fatto liberi di sbagliare, liberi puro e in ammazzare. Ecco, ci sono i bambini, gli innocenti che soffrono i peccati di altri. Ecco perché Gesù nell'umiliazione risolleva l'umanità, ma scendendo giù. Sentiamo l'ultimo passaggio dell'omelia del Papa, bellissimo. Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia. Una risposta che non fa troppi calcoli, ma esige un'equa divisione delle responsabilità, un'onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate, che prevede soluzioni adatte a garantire sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti, che sa guardare al bene proprio Paese, tenendo conto di quello degli altri Paesi, in un mondo sempre più interconnesso. E a questo mondo che guardano i giovani. Il salmista ci ha indicato l'atteggiamento giusto da assumere in coscienza davanti a Dio. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Un impegno di fedeltà e di retto giudizio che ci auguriamo di portare avanti assieme ai governanti della terra e alle persone di buona volontà. Per questo seguiamo con attenzione il lavoro della comunità internazionale per rispondere alle sfide poste dalle migrazioni contemporanee, armonizzando sapientemente solidarietà e sussidiarietà e identificando risorse e responsabilità. Carissimi amici, allora, coraggio, viviamo questa domenica. Io spesso mi domando, ma chi ne mora? Ecco, speriamo che possa essere al più presto anche per me, perché morire a questa vita, dico, chi ne mora? Ma chi si perde? Ma chi si perde in questo mondo? Che si perde? Uno che muore a questa vita, a questo mondo. Secondo me si perde tante brutte notizie, tante cose tristi che veramente ci lasciano, ci fanno cadere le braccia, le perde, buone, poi che si perde? Guadagniamo tutto. Allora, oggi mi viene da dire con San Paolo, ma lo dico veramente, amici miei, per me vivere è Cristo, perché se non fossi suo
io sarei una creatura finita, come farei a sorridere senza Cristo che nell'umiliazione ci salva e che ci dà la speranza della risurrezione, di un'altra vita, di un'altra giustizia, di un altro modo di relazionarci. Sarebbe angoscioso, allora coraggio. La domenica è il giorno del Signore, carissimi amici, niente ci turbi, niente ci spaventi, se siamo con Cristo non ci manca niente. Buona domenica, arrivederci alla prossima, ma se avessite mangassi per me. Ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fare domanda. E tutte cose che ne siamo utili, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito. E ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.